Anaci Padova, patrimonio di storie ed esperienza nella gestione condominiale, da sempre impegnata in corsi formativi agli associati e nel promuovere contatti diretti con le istituzioni e i cittadini. L'amministratore Anaci, il miglior investimento dopo la tua casa. In collaborazione con AF Energia, gas naturale ed energia elettrica. Ben ritrovati gentili telespettatori con il nostro appuntamento del giovedì pomeriggio con l'Anaci, l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio. Il condominio risponde al titolo della trasmissione, il numero di telefono che vedete è quello per intervenire. Io saluto i miei ospiti, innanzitutto Giorgio Cambruzzi, socio fondatore di Anaci, ben ritrovato. Grazie dell'invito, buonasera a tutti i telespettatori. E ben ritrovato anche all'avvocato Paolo Alvigini, direttore del Centro Studi Anaci. Buonasera a tutti. Abbiamo collegato con noi anche Lino Bertin, che è il presidente regionale dell'Anaci Veneto. Ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Ovviamente le domande che fate, se intervenite telefonicamente, possono riguardare qualunque argomento della vita di condominio, il vicino di casa, le spese, l'amministratore e quant'altro. Oggi però noi cominciamo parlando di compensi dell'amministratore. Cambruzzi. E già lei allora, sì, mi fa il cicchetto. Ecco, non c'è nessuna norma che stabilisca qual è il compenso dell'amministratore. L'amministratore in pratica è nato nel 1960, quando con gli amici c'era il boom dell'edilizia, ha cominciato a costruire e veniva nominato amministratore normalmente dal costruttore. Non ci sono testi che ti stabiliscono come si diventa amministratore, ci sono testi che trattano specificatamente alcuni argomenti previsti dal Codice Civile. Noi abbiamo incominciato a incontrarci, era il 1961, nel 69 abbiamo fondato l'APAI, Associazione Padovana Amministratori Immobiliari, e facendo l'analisi di cosa costa l'affitto, cosa è l'ammortamento, l'impiegata eccetera, avevamo stabilito un quid che allora era 1.000 lire al mese per unità immobiliari. Ovviamente la svalutazione monetaria c'è stata, noi abbiamo cominciato metà degli anni 70 a fare delle riunioni mensili, e a queste riunioni mensili partecipavano anche gli adepti, cioè quelli che cominciavano, che non sapevano. E la domanda che ti veniva spontanea dai ragazzi che cominciavano a imbroccare questa strada: ma con questo lavoro ci si mantiene? E noi gli facevamo l'analisi di quelli che erano i costi, quanti immobili, quante unità immobiliari dovevano amministrare per mangiare almeno 2 volte al giorno e andare in ferie magari 15 giorni durante l'estate, pagare l'affitto dello studio, pagare stipendi eccetera. E quando tu cominci a fare qualche cosa, non dico che ci sia invidia, ma c'è qualcuno che cerca di metterti il bastone fra le ruote. Uno dei miei mi denunciò, era la metà degli anni 80, mi denunciò all'autorità garante per la libera concorrenza del mercato. Per aver detto una cifra, giusto? No, io scrivevo nei verbali che dovevano chiedere X lire. Esatto. Boh. Per aver scritto proprio la somma che doveva essere richiesta. Ecco. Allora cosa succede? Che vengo convocato a Roma, ambiente austero, attento a quello che dici e quello che fai, e mi danno la benedizione perché io non faccio ancora peccati del genere. Passa 10 anni. E mi arriva un'altra richiesta di andare sempre giù all'autorità garante. Frattanto cos'era successo? Che Tremonti aveva detto alla fine del 93 che avrebbe verificato tutti gli amministratori, perché per noi, secondo loro, è un'attività con fatturazioni occulte, cioè non c'è l'obbligo di avere la fatturazione, per cui molti pagano in contanti e lì era finita. Cosa è successo? Che nel 1994 la Guardia di Finanza sembrava che fosse finita, perché avevano detto che entro febbraio era finito tutto, il che non è successo. La Guardia di Finanza ha fatto, diversi di noi padovani, è venuta a salutarci.
da me no, perché erano già stati l'anno precedente subito 2 verifiche. Sapendo cos'era successo ai colleghi, mi sono fatto dare copia della presunzione del reddito, perché allora, per non pagare le tasse, tanto siamo tutti italiani, colleghi aumentavano il rimborso spese e tenevano più basso invece le competenze. La Guardia di Finanza e l'agenzia anche dell'IVA ha fatto loro i verbali del reddito presunto, affermando che la richiesta per gestire un immobile non poteva essere inferiore ai 10.000 euro. Boh. Io vado giù, sono convocato e vado giù con i verbali di 2 colleghi, uno dell'ufficio IVA e uno dell'autorità garante. Però avevo imparato la lezione, non dicevo più, non scrivevo più cosa dovevano chiedere, glielo dicevo a voce. Perché pare impossibile, ai nostri corsi, oltre che dei neofiti, cioè dei ragazzi che vogliono cominciare, ci sono anche dei condomini che vengono ad apprendere che cosa se quello che gli racconta il loro amministratore è la verità. Sono andato giù e ero solo, avevo 3 signori davanti alla tavola 4x2 e mi chiedono perché, che io blocco il mercato, che io qua, che io là. Dico scusate, facciamola finita, questi sono i verbali, ma non è la nostra Guardia di Finanza. Io gli ho spiegato che se entra uno vestito di grigio con la mostrina gialla, noi dobbiamo avere i calzoni alla sguava, altrimenti facciamo come Pollicino. Ho preso le carte, sono andato via e sono ancora qua che gli aspetto. C'è addirittura 2 anni fa, sul Sole 24 Ore, a luglio del 20, il signor Giorgio Minà scrisse un bell'articolo sul Sole in 3 colonne, dove faceva 3 ipotesi che meno di 150 all'anno, 150 euro all'anno, l'amministratore non può stare dentro con le spese, cioè il minimo che può chiedere. Se, come capita, chiedono meno, vuol dire che hanno altre entrate. Giustamente allora. E poi non ci si deve lamentare se fanno i disastri. Esattamente. Faccio questa domanda al Vigini, che è arrivata via mail in attesa anche delle telefonate da casa. Vorremmo cambiare l'amministratore, come possiamo fare per non cadere dalla padella nella brace? Beh, intanto devono... Forse non si trovano bene con quello che hanno adesso, immagino. Immagino che ci sia qualcosa che non qualche funziona. problemino. Beh, insomma, intanto bisogna fare il passaggio obbligato, che è quello della convocazione dell'Assemblea, perché l'Assemblea può revocare l'amministratore in carica in qualsiasi momento, quindi è un diritto dei condomini cambiare il loro amministratore. Se non vogliono cadere dalla padella alla brace, bisogna che si informino e che si documentino sui possibili candidati alla successione. ANACI dà una certa garanzia sulla serietà e competenza dei suoi iscritti, quindi intanto il primo consiglio è quello di rivolgersi a un iscritto ANACI. Dopodiché, fra conoscenti, amici, eccetera, si può senz'altro venire a sapere quale può essere la persona giusta, tenendo presente una cosa, che, come dice lo spot iniziale di questa trasmissione, il buon amministratore è un buon investimento, e cioè trovare una persona competente significa non solo avere una buona amministrazione, una buona gestione dei beni e dei servizi comuni, ma addirittura risparmiare. Quindi consiglierei a questi signori di non lesinare più di tanto sul compenso dell'amministratore, quanto piuttosto andare a verificare le sue capacità, la sua serietà, la sua professionalità, perché è veramente un investimento quello che possono fare. Trovare la persona giusta significa non solo che le cose vadano per il meglio, ma anche riuscire a fine anno a risparmiare qualcosa. Assolutamente, vado da... Prego Cambruzzi. A proposito di quello che diceva l'avvocato Alvigini, noi siamo stati rivalutati con un decreto ministeriale della metà agosto del 14 che prevede che per fare l'amministratore devi seguire un corso, devi avere degli aggiornamenti professionali.
Se non ce li hai, non sei amministratore. Io è la terza volta che lo ripeto qui, attenti signori condomini a chi affidate la gestione del vostro bene, perché se non ha le carte in regola previste dal 1140, tutto quello che lui firma è nullo. Cioè in particolare adesso che abbiamo il bonus 110, gli atti che lui firma sono nulli perché casca tutto il castello. Ecco, questa è una raccomandazione che io dico, ma non so perché anche di quelli che erano associati a noi non hanno il 140 e sono usciti dall'associazione, perché noi abbiamo solamente quelli che sono in regola con le norme di legge. Sono usciti, ma continuano a fare gli amministratori. Certamente io non vado a denunciarli, però attenti signori condomini, fatevi esibire annualmente gli aggiornamenti e la frequenza, certo. Lino Bertin, vengo da lei perché riguarda un po' quello che ha detto adesso Giorgio Cambruzzi, la domanda successiva che le volevo fare. Attendiamo un attimo che ripristiniamo il video. Siamo circa 40 condomini e l'amministratore ci governa da oltre 15 anni. L'amministratore non è iscritto ad alcuna associazione. Che rischi corriamo? Eccola qua la domanda. La giro a lei, Cambruzzi, in attesa di ripristinare il collegamento con Lino Bertin. Cioè va tutto bene fin tanto che non arriva il nuovo condomino, che certamente non è stato, non ha vissuto insieme agli altri, la condivisione degli altri, allora certo. Lui arriva nuovo, vede tutta questa armonia nei confronti di questo signore che tira a campare e dice: ce l'hai? Sei iscritto all'associazione? No? No, più che iscritto, non è necessario, cioè lui deve aver frequentato un corso di 16 ore e aver superato l'esame. Annualmente anche uno giovane come me lo deve fare, perché altrimenti non può rimanere nella nostra associazione in primis, ma non può amministrare. Non può amministrare, certo, è una condizione sine qua non. Abbiamo ripristinato Lino Bertin, arrivo da lei con un'altra domanda. Allora, il nuovo condomino arrivato da pochi mesi ci perseguita per cambiare l'amministratore. Il motivo è che è troppo caro, secondo lui, 120 euro annui per condomino. Ci propone un suo candidato molto bravo e onesto, le cui competenze sono di 48 euro all'anno. Che consiglio ci potete dare? Beh, certo, i discorsi che abbiamo fatto fino adesso, quello che ha fatto appunto anche Giorgio Cambruzzi, riferendosi anche al Sole 24 Ore, lo dice tutta, no? Cioè, diciamo che dire che 120 è un prezzo troppo alto vuol dire che la persona non sa effettivamente quali sono gli impegni dell'amministratore e che tipo è il suo ruolo. Cioè, se noi andiamo a vedere negli ultimi anni come sono aumentati le competenze, le specifiche competenze che deve avere l'amministratore, perché ogni legge che esce l'amministratore deve fare questo, deve fare quest'altro, è obbligato a intervenire, e quindi i 48 euro chiaramente non vengono nemmeno, dipende poi chiaramente se uno è alle prime armi, se per esempio non si è ancora organizzato con uno studio sicuro, perché ovviamente se uno ha uno studio ci sono le spese basi che comunque devono essere coperte, quindi non è impossibile accettare una proposta del genere, insomma, quindi infatti quando noi diciamo ci sono le proposte tra di noi, tra l'amministratore. Si è bloccato. Adesso eccolo qua, adesso torna, eccolo qua. Può ripetere l'ultima frase? È ribloccato. Dicevo che un amministratore che subentra a un altro non deve partire dal prezzo base che ha quello vecchio ed aumentare, proprio perché sono aumentate le competenze. Quindi pensare di proporre i prezzi che viene richiesto da chi ha telefonato penso che sia una cosa impensabile, insomma. Però se posso intervenire bisogna tenere presente anche un'altra cosa, perché qualcuno propone una tariffa bassa, che so, i 48 euro. In realtà dal 2013 con la legge 220 l'amministratore deve presentare un preventivo di costi per il suo compenso dettagliato, quindi
può fare un'offerta per quelle che sono le attività standard e poi aggiungere una serie di voci per tutte le attività particolari. Quindi non è detto che chi fa l'offerta più bassa sia quello che a fine anno costa di meno, perché io posso chiedere 200 euro a unità e comprenderci tutto, o posso chiedere 50 euro ad unità e farmi pagare a parte tutto il resto. Tutto il resto, certo. Alla fine dell'anno non è detto che si risparmi con il secondo sistema piuttosto che col primo, quindi va letta con attenzione, insomma, questa proposta. Ecco, Paolo Elvigini è ottimista. Normalmente chi viene interpellato che non è del mestiere sta basso, ma non gli passa neanche per l'anticamera del cervello di fare un proprio tariffario da allegare al verbale quando è stato approvato, perché se scusa, faccio un salto, con i 110 l'amministratore non ha diritto a soldini da portare in detrazione, però se è stato uno che ha seguito quello che dice l'avvocato Elvigini e quello che diciamo noi nei nostri incontri, ha fatto il preventivo, si è fatto nominare amministratore, come dice lui, basso per quanto è previsto dal codice civile, e poi fa la distinta di tutto quello che fa dalle lettere, addirittura c'è un collega che mette in conto, perché gira in centro in bicicletta, mette in conto i chilometri che fa in bicicletta per andare a fare i sopralluoghi, però lo scrive. E soprattutto oggi col 110 se ha messo dentro che per quanto riguarda l'assistenza e la portare a termine i lavori straordinari ha previsto una percentuale, quella percentuale gli è dovuta, non entrerà nel computo del superbonus, ma i condomini la devono pagare, ed è qua che noi puntiamo: se la devono pagare è giusto che la paghino, perché l'amministratore è quello che deve seguire dall'A alla Z tutti i lavori, tutti i passaggi, perché alla fine chi firma il contratto è l'amministratore. Non ci giriamo non tanto ci dobbiamo attorno. girare intorno troppo, esatto. A proposito del superbonus c'è un'altra domanda, anzi c'è la telefonata, pronto? Sì, pronto, Buonasera. 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 Mi chiamo Antonio, telefono da Padova. Buonasera Antonio. Sento i vostri argomenti sugli amministratori di condominio. Sì. Mi interessa sapere tra gli amministratori associati ad ANACI e non associati ad ANACI c'è un regime di concorrenza, oppure c'è un limite in cui uno si può spingere a fare delle offerte piuttosto che no? È libero? Certo. Libertà assoluta. Quindi ecco, non c'è un range in cui si sta dentro per range? No. No, tenete presente che Bersani qualche anno fa abolì tutte le tariffe professionali per le professioni ordinistiche, quindi se non valgono per le professioni ordinistiche tanto meno valgono per le professioni cosiddette non organizzate, quindi è il mercato che è libero sotto questo profilo. Quindi per avere